Ben ritrovati dalla redazione. Il pomeriggio e la sera di giovedì il mare a grado ha sportato dalla spiaggia principale all'incirca 15.000 metri cubi di sabbia, causando nel contempo molti altri danni, abbandonando sulla battigia tonnellate di alghe. In certi punti sono stati portati via fino a 70-80 centimetri in altezza di sabbia. L'erosione ha interessato a grandi linee tutta l'area di costa, ma quel che concerne la spiaggia gestita dalla GIT, i danni maggiori si sono registrati nel primo tratto, ovvero dall'inizio sino alle antiche terme. Negozi ancora preda dell'acqua limacciosa, capi di abbigliamento inzuppati, merce di ogni genere andata distrutta e poi i giardini e la vegetazione rovinata. Perfino una colonia di gatti, la cui casetta grande come un frigo è stata divelta e trascinata per una decina di metri dalla corrente. La violenta bomba d'acqua abbattutasi sulla zona industriale di Muggia, da Aquilinea alle Noghere, ha lasciato dietro di sé una scia di danni concentrati soprattutto fra località Vignano e il parco commerciale arcobaleno di Rabuiese. Ancora nessuna decisione sul possibile trasferimento di Alejandro Augusto Stefan Meran, killer degli agenti Rotta e De Menego alla REMS di Aurisina. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza era stato convocato in mattinata ieri in merito al caso, alla presenza del prefetto Pietro Signoriello insieme all'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, direttore generale di Asuggi Antonio Poggiana e sindaco di Udine Aurisina Igor Gabrovez, il questore Pietro Stuni e i comandanti provinciali dei Carabinieri Gianluca Migliozzi e della Guardia di Finanza Michele Pallini. Il prefetto convocherà un'altra riunione quando ci saranno novità di rilievo. Questo quanto emerso dopo il tavolo, ma al momento non risulta essere stata ancora fissata alcuna data. Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha firmato la proroga dell'ordinanza che impone nelle zone di Piazza Garibaldi, Viale D'Annunzio, Via Limitanea, Via Donadoni, Via Matteotti, Via Manzoni, Via Pascoli la chiusura di pubblici esercizi, delle attività commerciali con vendita di alimentari dei distributori automatici e delle attività di vendita di prodotti alimentari tra le 23:30 e le 6 del mattino, oltre a vietare il consumo e la detenzione di bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro in lattina su area pubblica o privata ad uso pubblico. L'ordinanza si era resa necessaria secondo le istruzioni a causa dei numerosi episodi di violenza, schiamazzi e degrado del territorio registrati nell'ultimo periodo. La norma rimarrà in vigore fino al 1 novembre compreso. Uno sguardo a quello che sono le previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in prevalenza nuvoloso coperto con possibili deboli piogge sparse al pomeriggio, più probabili sulle Giulie, vento da nord-ovest moderato sulla costa, forti montagne in quota, dove potrà provenire anche da nord, le temperature medie circa 5 gradi inferiori alla norma, specie a causa delle massime decisamente basse per il periodo. Temperature in pianura minime fra 10 e 13 e sulla costa fra 13 e 15 gradi, le massime ovunque fra 15 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.